Eder. Mac. Pallister. Giuliano, quando hai visto che i sigilli erano stati rotti? La mattina, ok? Ho coinvolto i miei legali e loro subito hanno avvisato la squadra mobile. Barzan dice di aver chiamato lui gli inquirenti, non è che è diventato lui il tuo legale? Visto che non sono potuti uscire da dove sono entrati, perché avevano la cassaforte, hanno trovato queste chiavi, hanno aperto e sono usciti. È solo un furto, ne hanno fatti tanti in quei giorni e quindi non era una cosa rivolta a noi. Valeria, tu non hai sentito nulla? I rumori li ho sentiti ma ho imparato la lezione. I vicini ti fai gli affari tuoi, se no ti rovinano la vita. È tutto incredibile in questa storia, tutto dall'inizio alla fine. La storia senza fine. Avevo paura già da prima, non cambia tanto. E le due donne si sono incrociate casualmente sui balconi, da un lato c'era Manuela, dall'altro c'era Valeria che parlava al telefono con un'amica e a quanto pare stava proferendo delle parole non proprio gentili nei confronti di Manuela e lo faceva con un tono di voce piuttosto sostenuto. Allora. A quel punto Manuela si è rivolta verso di noi e ci ha detto: lo sta facendo apposta, sta facendo sentire a tutto il vicinato. E poi naturalmente è esplosa la scintilla, sono volate parole forti, gesti pesanti tra le due donne. Può pure far sentire. Scusa, ma sto parlando con altra gente, cosa ti impicci? Ma cosa ti impicci? Che posto dove devi stare? Visto il comportamento dei condomini di Via del Ciclamino, fa bene Valeria, pure se sente qualcosa, adesso a comportarsi così e a farsi gli affari suoi. Nella tranquilla cittadina di Trieste, dove il tempo sembra scorrere placidamente, un oscuro mistero continua a sfidare i limiti della logica e dell'intuizione umana: la morte di Liliana Resinovic. Nonostante siano trascorsi 3 anni da quel fatidico giorno, la domanda cardine rimane irrisolta: Liliana è stata uccisa o si è tolta la vita? Ora ci addentriamo nei meandri di questo enigma, cercando di svelare la verità che si nasconde dietro le ombre. Liliana Resinovic, una figura che in vita sembrava condurre un'esistenza ordinaria, è diventata, suo malgrado, il centro di un caso che ha catturato l'attenzione della nazione. La sua scomparsa e la successiva scoperta del suo corpo, ritrovato in posizione fetale, avvolto in sacchi di plastica neri, hanno generato una serie di teorie e speculazioni. Ma cosa è realmente accaduto quel giorno fatidico? L'assenza di segni di difesa sul corpo di Liliana contrasta con gli evidenti segni di asfissia, sollevando interrogativi inquietanti. È stata vittima di un attacco improvviso, incapace di reagire, o si è trattato di un atto deliberato di autoannientamento? Le ipotesi si rincorrono: sequestro di persona, omicidio, suicidio. Ogni possibilità apre un nuovo capitolo di domande senza risposta. Il 15 gennaio è attesa la perizia medico-legale di Cristina Cattaneo, un documento che potrebbe finalmente gettare luce su questa intricata vicenda. Tuttavia, fino ad allora, ci troviamo di fronte a un labirinto di indizi frammentari e piste che sembrano condurre a vicoli ciechi. Come un investigatore che esamina ogni dettaglio con attenzione maniacale, dobbiamo considerare tutte le variabili, comprese le relazioni personali di Liliana. I rapporti tra Liliana e suo marito, così come quelli con l'amico speciale Claudio Sterpena, sono stati esaminati al microscopio dai media, alla ricerca di motivi nascosti e dinamiche complesse che potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nella sua morte. Queste connessioni, però, rimangono avvolte nel mistero, lasciandoci a interrogarci sulle forze sotterranee che potrebbero aver influenzato il destino di Liliana. Il ritrovamento del suo corpo, avvenuto dopo più di 2 settimane dalla scomparsa, solleva ulteriori interrogativi. La descrizione del medico legale, che parla di un cadavere in posizione similfetale,
avvolto in sacchi di plastica neri, suggerisce una messa in scena deliberata o una tragica decisione personale? La scarsa presenza di acqua piovana tra le pieghe dei sacchi potrebbe indicare un tentativo di preservare il corpo, aggiungendo un ulteriore strato di complessità a questo intricato enigma. In definitiva, il caso di Liliana Resinovic rappresenta un testamento alla complessità della natura umana e alle innumerevoli variabili che possono influenzare gli eventi. Con la mente di Holmes e l'intelletto di Einstein, continuiamo a esplorare ogni indizio, nella speranza di far emergere una verità che sembra sempre sfuggirci. La scomparsa di Daniela Ruggi rimane un enigma sempre più fitto. Da quando è sparita lo scorso settembre, non ci sono state notizie e l'idea che abbia deciso volontariamente di lasciare la sua casa a Montefiorino sembra sempre meno probabile. Tra gli elementi raccolti, uno potrebbe offrire nuovi spunti. L'identificazione di 5 giovani italiani. Daniela era stata vista in loro compagnia alla messa di Porta Aperta a Modena, e sembrerebbe che questi siano stati interrogati dai carabinieri. Daniela è stata notata alla messa circa un mese dopo la sua scomparsa e, secondo il racconto di Alberto Caldana, appariva serena e tranquilla. Tuttavia, non era la prima volta che la 31enne si rivolgeva alla messa dell'associazione modenese. A Vittoria, un evento tragico ha scosso la comunità locale con la morte di Valentino Di Bona, un uomo di 40 anni appartenente a una famiglia ben nota nel settore commerciale della città. Di Bona è stato vittima di un brutale attacco avvenuto la notte di San Silvestro, quando è stato aggredito a mani nude, subendo gravi lesioni che lo hanno costretto a recarsi in ospedale con una milza gravemente danneggiata, nonostante un intervento chirurgico d'urgenza presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria. Il suo stato di salute si è aggravato fino al tragico epilogo del pomeriggio odierno. Valentino Di Bona lascia dietro di sé una moglie e dei figli, che ora affrontano la perdita improvvisa e devastante del loro caro. Sul corpo dell'uomo sono stati rilevati numerosi segni di violenza, evidenziando la natura particolarmente feroce dell'aggressione subita. Questo ha dato il via a un'indagine per omicidio condotta dalla polizia di Vittoria, determinata a fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte di Di Bona. Gli investigatori hanno già avviato una serie di interrogatori, focalizzandosi su diverse persone che erano presenti con Di Bona negli ultimi momenti prima dell'alterco fatale. Queste testimonianze potrebbero rivelarsi cruciali per ricostruire la dinamica dell'evento e individuare i responsabili. Inoltre, le autorità hanno sequestrato i filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate di fronte alla residenza del defunto, nella speranza di raccogliere ulteriori prove che possano chiarire i dettagli di quanto accaduto. La comunità è in stato di shock e preoccupazione, temendo che questo episodio di violenza possa innescare una serie di reazioni a catena, portando a un'escalation di tensioni nella zona. Le forze dell'ordine stanno lavorando alacremente per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini in un momento così delicato. La morte di Valentino Di Bona non è soltanto una perdita personale per la sua famiglia, ma una tragedia che ha toccato profondamente l'intera città, che ora si interroga sulle cause e sulle conseguenze di un atto tanto brutale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.